Quando ho deciso di provare a fare un corso di ballo, cercavo degli insegnanti che avessero un metodo di insegnamento valido per apprendere in modo veloce e un buon modo, insomma, per imparare le figure di salsa e bachata. Chi se baila mi ha attirato il fatto che gli insegnanti mi sono sembrati da subito competenti e che sapessero trasmettere gli insegnamenti dei corsi latinoamericani. Ho trovato degli insegnanti disponibili e un gruppo che voleva comunque coinvolgere i suoi allievi nelle varie feste e nelle varie serate della scuola. Del metodo di insegnamento di Chi se baila mi piace che le varie figure siano trattate step by step e cercando di fare apprendere e fare assimilare nel miglior modo possibile quello che viene insegnato. La serata settimanale dedicata agli allievi è un buon allenamento in aggiunta ai corsi, dove si ha modo di mettere in pratica ciò che si è fatto durante le lezioni. Consiglierei a Chi se baila perché ti dà modo di imparare le varie figure con gradualità e comunque, avendo l'abbinata del corso di salsa e di bachata, si riesce ad avere una panoramica completa dei vari corsi latinoamericani. Avere un'area dedicata dove si possono vedere i video delle figure è sicuramente molto utile, perché comunque nell'arco di una settimana non è facile ricordarsi ciò che si è fatto, e quindi avere la possibilità di rivedere anche magari a rallenti ciò che si è fatto è sicuramente utile a memorizzare meglio ciò che si è fatto.